Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. Ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca. Eccoci qua, grazie a Federico Borsari, un saluto a Carla De Bernardi, siamo scivolati un pochino, qualche minuto oltre le 9:15, parlavamo di sanità Carla e il tema è troppo drammatico e allora ci ha portato via qualche minuto in più, peraltro senza risolvere niente, come non hanno risolto niente negli anni coloro che hanno gestito questo settore, che è diventato sempre più, lo è, un business. Soldi, soldi, soldi. Non vogliamo parlare di questo però, ma di Napoleone Bonaparte, se non ricordo male, perché ci avevi introdotto in questo capitolo, ma non avevamo finito di parlare di questo. Non è un personaggio. Di questo, non te lo liquidi in 2 puntatine, un Bonaparte. Bonaparte è un tipo che sono stati dedicati migliaia e migliaia di volumi, per cui farlo in 10 minuti. Ascolta, quello che avete da dire è che della... Scusami Carla, sento un po' un eco. Io c'ho il ritorno, ce l'avevo Polinari. Provo a conferma richiamarla, anche alla sì, regia. sì. Ecco, proviamo a richiamare Carla, perché anch'io sentivo un eco un po' strana. Intanto l'agenzia ANSA, rubo questi attimi utili a ricollegarci con Carla De Bernardi per darvi conto del titolo d'apertura dell'agenzia ANSA in questo momento. C'è la coppia Sala-Bonaccini. Sala è il più amato tra i sindaci, Bonaccini è il più amato tra i governatori. È il sondaggio dell'istituto Noto per il Sole 24 Ore del lunedì che abbiamo visto prima, in prima pagina. Tra gli elettori cala il pregiudizio dell'appartenenza politica. Giuseppe Sala sarebbe il sindaco più amato d'Italia, no di Milano, che gaff. Il sindaco più amato d'Italia. A Milano il 65% dei cittadini ama Beppe Sala. In prima posizione davanti a Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e Antonio De Caro di Bari, però sono lì tutti intorno al 65%, entrambi sul podio a parti invertite l'anno scorso. Tra i presidenti di regione il più amato è Stefano Bonaccini, Emilia Romagna, che soffia Luca Zaia per uno 0,5%, il primato che Zaia deteneva da 12 anni. Al terzo posto un altro leghista, Massimiliano Federica, Friuli Venezia Giulia, 64%, già secondo un anno fa. Così Beppe Sala e Bonaccini sono il sindaco più amato e il più amato governatore d'Italia. Carla, torniamo a figure ancora più eminenti dei due. Sia Sala che Bonaccini vengono sopravanzati finora, non si sa mai, da Napoleone Bonaparte. Esatto. Allora, io non mi ricordo dove eravamo rimasti l'altra volta, però di fatto volevamo parlare non tanto della sua storia. Vabbè, eravamo arrivati, credo, quando lui abitava a Milano a Palazzo Serbelloni con Josephine, perché poi lui si sposa un'altra volta, no? Lo sappiamo, con Maria Luisa, figlia dell'imperatore Francesco I di Francia, che diventerà poi, come si chiama, duchessa di Parma, Guastalla, e non mi ricordo che, ma l'importante che volevamo dire è quello che lui ha fatto a Milano, perché a Milano esiste via Monte Napoleone, no? Ed esiste, come si chiama, Foro Bonaparte, perché lui voleva creare, aveva incaricato, scusate, un architetto che si chiamava Antolini, Giovanni Antonio Antolini, di inserire il Castello Sforzesco in un enorme, come si dice, anello, ecco, sì. Un anello di 600 metri, scandito da colonne neoclassiche, perché lui ovviamente si rifaceva lo stile neoclassico, abbandonò lo stile barocco precedente, quello degli odiati conquistatori precedenti. E questo grande anello di 600 metri doveva contenere delle sale per riunioni, sale per l'istruzione, per la pubblica istruzione, assemblee, comizi, le terme, la banca, un pantheon, una dogana, un teatro. Insomma, ci sarebbe stato questo gigantesco anello molto aulico e molto celebrativo, che celebrava appunto la grandezza di Napoleone, ma era troppo costoso, non riuscì a farlo, riuscì a fare soltanto l'anfiteatro, quello che noi oggi chiamiamo l'Arena di Milano, no? L'anfiteatro lo affidò a Luigi Canonica
si fece costruire una palazzina, la palazzina a piani, che noi conosciamo adesso perché la si può visitare perché è aperta, è tenuta aperta dal FAI, è molto bella, consiglio a tutti di andarla a vedere, lì proprio lo stile neoclassico trionfa, e lui aveva una specie di, come si dice, tribuna, che si chiamava Pulvinare, dove lui assisteva agli spettacoli, a tutto quello che succedeva nell'arena, perché l'arena veniva riempita d'acqua, Giulio, veniva riempita d'acqua e si facevano delle vere e proprie battaglie navali. Se i milanesi vanno al Parco Sempione a vedere questa arena e gli girano intorno, vedranno che ci sono dei grossi tappi, proprio dei tappi di diametro, cosa sarà, 3 metri, più o meno, forse anche di più, che venivano tolti per fare scorrere l'acqua. Perché come lo riempissero l'arena non te lo so dire, ma riempirla era evidentemente più semplice. Invece svuotarla era un bel problema. E quindi toglievano praticamente questi tappi e usciva tutta l'acqua. In quello che poi divenne il Parco Sempione, perché all'epoca non si chiamava Parco Sempione, ma c'era lì la piazza d'armi, no? E quindi questo anfiteatro era lungo, è lungo 238 metri ed è largo 116. I miei nipotini vanno lì a fare atletica perché ci sono questi centri sportivi per ragazzi e bambini, delle polisportive, che gli fanno fare atletica e i miei bimbi si divertono un sacco. Le altre cose che fece, appunto, in via Monte Napoleone aprì il Banco dei Pegni. C'era già il Banco dei Pegni di Maria Teresa, ma lui lo rileva e quindi diventerà via Monte Napoleone. Poi a un certo punto lo sappiamo che lui se ne dovrà andare, no? Perché dopo la sconfitta di Waterloo e come si chiama? No, prima ancora, dopo la campagna d'Egitto, e lui viene sconfitto, dopodiché tornerà, perché ritornerà, ma poi verrà definitivamente sconfitto a Waterloo, scusami, dicono tutti Waterloo come se fosse all'inglese. Waterloo, perché è belga, è la Morne Plain, come la definì Victor Hugo, quindi la triste pianura, dove lui alla fine trovò la sconfitta definitiva, perché uno dei suoi generali, ve l'avevo già forse raccontato, il generale Grouchy, questo lo racconta Stefan Zweig in Momenti Fatali, un grande scrittore della Mitteleuropa. In Momenti Fatali lui racconta di tanti momenti storici cosa succede che fa cambiare le sorti di qualcosa di molto importante. Nel caso di Napoleone è che questo Grouchy, che doveva andare a aiutarlo a resistere ai prussiani, sbaglia completamente strategia, perché gli era stato detto di andare, fai conto, diciamo verso ovest, adesso non mi ricordo esattamente il punto cardinale, e lui va di là. Ma nel frattempo i prussiani avevano cambiato loro strategia e quindi stavano accerchiando Napoleone dall'altra parte. E Grouchy si ostina a voler andare dove Napoleone gli aveva detto di andare, come se io ti dicessi: Giulio, vai in Piazza Loreto, poi in Piazza Loreto non c'è più niente, cioè è crollata, è sprofondata e tu vai lo stesso in Piazza Loreto, perché io te l'ho detto. Ecco, lui si ostina, Grouchy, e quindi in questo momento fatale manca il supporto delle truppe, di parte delle truppe di Napoleone, e lui viene sconfitto nella triste pianura. Dopodiché congresso di Vienna e sappiamo quello che succede. Però a Milano lui aveva anche fatto altre cose, aveva arricchito la pinacoteca di quadri e dipinti che aveva razziato in giro per monasteri, conventi e chiese, tant'è che la Pinacoteca di Brera ha dei capolavori straordinari. Io ci sono tornata l'altro giorno, non avevo più visto la Pala di Brera di Piero della Francesca e lo Sposalizio della Vergine di Raffaello da tanto tempo, e ti assicuro che sono rimasta di nuovo incantata. La famosa sindrome di Stendhal, no? Che ti senti male, ti gira la testa, ti viene la nausea, perché sono dei capolavori di una tale portata che tu dici: ma come hanno fatto questi artisti a mettersi lì e su una tela bianca con un pennello cominciare a fare, no, un tratto, e poi viene fuori la Pala di Brera con Federico di Montefeltro, inginocchiato. Francesco. Sì, Federico in ginocchio. Federico in ginocchio, in armatura però, no? Per rappresentare il potere sia politico che religioso,
la Madonna col bambino in grembo che al collo ha un corallo, perché il corallo rappresenta il fatto che lui morirà per l'umanità, e San Giovanni dalla sua destra del bambino lo indica il corallo con un dito. Poi ci sono tutti questi santi, ci sono degli angeli con dei grandi gioielli, quindi molto opulenti, e però c'è San Francesco col suo saio che fa vedere una stimmata, che lui, sapete che le stimmate le ricevette al santuario di Laverna, dove si era ritirato nell'ultimo periodo della sua vita, per poi morire alla Porziuncola di Assisi, ma i suoi ultimi anni li passò a Laverna. E poi c'è questa famosa abside rinascimentale, in mezzo al quale pende un uovo di struzzo. L'uovo di struzzo ha diverse valenze simboliche, rappresenta la rinascita ovviamente perché è un uovo, ma era anche un simbolo dei Montefeltro lo struzzo, e quindi vedi come lui ci infila tutta una serie di riferimenti. E poi c'è una conchiglia, una grande conchiglia, e la conchiglia, io questo non lo sapevo, l'ho scoperto l'altro giorno, per fare l'ostrica, scusami, per fare la perla, la conchiglia dell'ostrica, Sì. per fare la perla non ha bisogno dell'intervento maschile, e quindi è l'apoteosi del femminile la conchiglia. E questa c'è anche questa nella pala di Brera. Vabbè, non parliamo dello sposato della Vergine, se no parliamo solo di Brera. E comunque Napoleone, vabbè, che era figurato nel cortile di Brera, no? Come Marte pacificatore dal Canova, riempì la pinacoteca di quadri, riempì la Braidense di volumi, donò macchinari molto evoluti all'osservatorio astronomico, e quindi dobbiamo tanto a Napoleone. Completò il Naviglio Pavese, ampliò la Cagranda. Se andate all'Università Statale vedete che c'è una parte neoclassica perché, che affianca la parte rinascimentale del Filarete, una parte neoclassica verso Via Laghetto fu l'ampliamento di Napoleone, e poi anche altre cose. Per esempio fece di Corso Venezia fece l'arteria più importante di Milano, il palazzo del numero 40, che io conosco bene perché ci abita una mia amica, e sulla sommità c'è una serie di statue, 9 statue realizzate da Pompeo Marchesi e Grazioso Rusca, che si conosce meno, che rappresentano tutte le divinità dell'Olimpo, quindi Mercurio, Venere, Giunone, Giove, Apollo, Diana, Bacco, Cerere e Giano. Poi fece rifare tutte le porte milanesi. Le porte milanesi risalgono ai Romani, anzi ai Celti, e ce le siamo portate dietro nei secoli, sempre nelle stesse posizioni più o meno, un po' qui, un po' là, magari spostate di qualche metro, ma ce le portiamo dietro da 100 anni fa. E lui le fece tutte in stile neoclassico. Se andate a vedere Porta Ticinese, o Porta Nuova, o Porta Comasina, o Porta Venezia, ex Porta Orientale, perché punta verso Venezia, verso l'est, verso oriente, sono tutte delle grandiose porte neoclassiche, così come è neoclassico l'Arco della Pace, che lui fece fare sull'esempio di quello di Parigi, l'Arco di Trionfo, perché lui Corso Sempione lo intendeva come un viale trionfale che da Milano sarebbe arrivato direttamente a Parigi. Anche questo ovviamente non riuscì a farlo perché la storia gli diede torto, e buonanotte ai suonatori, si potrebbe dire, no? Volevo dire un'ultima cosa, una curiosità, poi ti lascio perché credo che abbiamo... Sì, sì. In Via Laghetto c'è sempre stata, io me la ricordo benissimo, una piccola teca di vetro con dentro una Madonnina che si chiama la Madonna del Tencit, ed era all'angolo tra Via Laghetto e dove c'è appunto la via della Statale, via Festa del Perdono, e rappresentava la Vergine Maria con un grande mantello sotto il quale c'erano dei santi, adesso non mi chiedere chi perché non mi ricordo, forse San Tommaso, e ai suoi piedi il lazzaretto, in cui si vede che da un lato entrano i malati e dall'altro escono i morti. Quindi questo è un richiamo manzoniano, no? Anche se la Madonnina del Tencite era più vecchia. Tencite erano i carbonai, che erano tutti sporchi di nero e venivano detti Tencite. Ecco, l'altro giorno, anzi qualche mese fa, quando stavo scrivendo questo libro, sono andata a rivedere la Madonna del Tencite, anche perché sotto c'era un locale nei miei anni eroici, una specie di cave esistenziale dove si andava a bere, a flirtare, e si chiamava proprio il Tencite. E per anni siamo andati noi giovani, diciamo,
dai 25 ai 40 anni milanesi andavamo lì a sbaciucchiarci e a sentire suonare musica del pianoforte. E la Madonnina del Ticino non c'era più. E allora l'avevo scritto nel mio libro che lei c'era, e quindi ho dovuto fare una rettifica, perché la Madonnina non c'è più. Beh. Non c'è più perché l'hanno portata alla Cagranda, quindi alla Fondazione Cagranda, dove c'è anche una quadreria di tutti i benefattori della Cagranda, e l'hanno portata lì per restaurarla. Poi non so se la riporteranno a Via Laghetto o se rimarrà alla Cagranda. Comunque a Via Laghetto non c'è più. Così come non c'è più a Palazzo Sormani, nella sala del Grechetto, quell'enorme bestiario che c'era fino a pochi anni fa. Anche lì io l'avevo visto, l'avevo scritto nel libro che c'era questo meraviglioso affresco, e quando sono tornata alla Sormani il Grechetto non c'era più. E questo è singolare, perché tu scrivi una cosa in un libro, sì. una cosa che c'è da decenni, se non da secoli, come la Madonnina, e di colpo non c'è più, e tu rischi di scrivere una stupidaggine. Beh, in compenso abbiamo il sindaco più amato d'Italia, per Esatto, cui scusami, parliamo la prossima volta della metropolitana e di Piazza San Babila. Molto volentieri. È orribile, secondo me. Quale? Cos'è che stavi dicendo che è orribile? L'attuale Piazza San Babila, con quella spianata di cemento che affianca la famosa fontana, no? Sono d'accordo. Dai, però ne parliamo la prossima settimana, allora. Ci sono gusti, quindi c'è a chi piace, e quindi però magari parliamo un po' anche della storia della metropolitana, perché viene da molto lontano. Non inizia inizia nell'Ottocento la storia. Benissimo, allora Carla, per il momento grazie. Grazie a te. Prossima settimana ci risentiamo. Perché ho la voce giù, non so cos'è, deve essere l'umidità. No, va tutto bene, non ti preoccupare. Intanto, grazie buona settimana. Ciao grazie Carla, tra poco ciao. abbiamo allegramente superato le 9:30, tra poco sentirete anche la rubrica audio-video Diritto e Rovescio del direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, e poi con voi Matteo Furian, che ringrazio per questa disponibilità in questa fascia estiva di luglio e agosto a condurre il filo diretto dalle 9:30 circa fino alle 10:30, e poi Pierluigi Pellegrini, tutto il resto. Buona mattina a tutti. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Per ridurre la presenza della delinquenza nelle zone della movida milanese serve più l'aumento delle forze di polizia o l'allargamento dei permessi per consentire di occupare gli spazi pubblici con tavolini dei bar e dei ristoranti. Questo quesito sembra stravagante, ma invece adesso è possibile dare una risposta positiva relativa alla zona di San Lorenzo, che era una zona un tempo popolata prima del Covid da drogati, spacciatori, violenti, a tal punto che per contenere questa possibilità di degenerazione dei rapporti, dalle 8 di sera all'1 di notte erano in permanenza 2 auto della polizia, 2 dei carabinieri, 2 dei vigili urbani e 1 della Guardia di Finanza. Invece adesso che gli spazi sono stati occupati dai tavolini dei bar e dei ristoranti, la delinquenza, lo spaccio sono completamente scomparsi. Allora quindi si può arrivare alla conclusione che i tavolini dei bar e dei ristoranti tengono lontano la delinquenza, consentono agli esercenti di fare i soldi, soddisfano i clienti. È un sogno che si realizza, ma naturalmente i dirigisti, che ci sono anche nel comune di Milano, digrignano perché non credono al liberismo delle attività economiche che si danno da fare per spegnere questa esperienza.